L'Hotel Panorama non riapre, i lavoratori disperati non hanno più nessuna notizia da parte dei piani alti dello storico albergo cagliaritano, chiuso in attivo già da dicembre 2020 e adesso i giorni che separano dal licenziamento a quanto pare sono davvero pochi. C'è una protesta, avete deciso di metterci la faccia per raccontare comunque cosa state vivendo. Lei come si chiama e da quanti anni lavora al Panorama? Mi chiamo Alessandro Frao, lavoro da 29 anni. Con quale ruolo? Fattorino. Fattorino. Oh, giustamente. E come mi trovo? Mi trovo male, mi sono trovato in mezzo alla strada, senza un lavoro, dopo tanti anni di servizio, prestato qui dentro, pensando che eravamo realmente una famiglia come ci hanno sempre promesso e fatto capire, invece alla fine io mi sento un numero sbattuto fuori da un posto di lavoro che ci tenevo così tanto. Ecco. E mi sento tanto preso in giro. Lei ha citato la famiglia, lei ne ha una da mantenere. Certo. E ora come sta facendo? Sto facendo tanti sacrifici, aiutandomi e si va avanti tramite gli aiuti. Dei parenti, degli amici? Dei parenti, amici e la cassa integrazione che adesso purtroppo ci scade e non sappiamo più come andare avanti. Questo per noi è un grosso problema. Non c'è stato mai nessun tipo di comunicazione nell'ultimo periodo da parte dei piani alti? Assolutamente, solo delle comunicazioni email mandate da loro per delle cose, comunicazioni interne, ma niente di più. Lei quanti anni ha? 52. Di Cagliari? Di Cagliari. Cosa conta di fare? Non lo so, perché io sono andato a chiedere un po' in giro e 52 anni purtroppo sono grande. Grande. Moglie e quanti figli? Moglie e un figlio di 12 anni. E lei è l'unica persona che lavorava? Esattamente. Un altro lavoratore storico del Panorama, e lei nome e cognome da quanti anni lavora? Sono Massimiliano, 26 anni che lavoro qua, Con quale ruolo? tutto a fare. Un tuttofare, quell'Hotel Panorama. Arriva la mazzata, la cassa integrazione sta finendo, quella Covid. Anzi io un po' ho lavorato facendo una stagione, mi sono salvato così. Solo la cassa integrazione non mi bastava, perché io sono separato, devo mantenere mia moglie, la mia ex moglie e i miei figli. Dai piani alti dell'albergo, che nel suo caso nessun tipo di comunicazione, adesso entro quando dovrebbe arrivare il licenziamento? Non si sa, Entro ottobre? Entro il mese? vediamo. Lei non ha mai ricevuto questo tipo di comunicazione, No. però è riuscito a salvarsi nell'estate appena trascorsa, Sì, come? sì. Facendo una stagione a Baia di Nora. Adesso però si ritorna in piena disoccupazione, diciamo, almeno in attività. Sì. Che non c'è cosa da fare, no. Fino a quando non ci licenziano non sei mai libero. Adesso appunto non c'è nessuna comunicazione, lei ha lavorato per molti anni qui come tuttofare. Si poteva in qualche modo evitare questa situazione di crisi dal suo punto di vista? Lei è un lavoratore interno. Beh certo, gestendolo meglio, Come? cercando lavoro. I clienti non sono mai mancati No, qua, diciamo, no, sino al 2020 Sì. comunque, quando poi è scoppiato il Covid. No. Che appello lancia lei? Di qualcuno di comprarlo e farci lavorare qua. E finire, anche io ho 56 anni. Sì. Avendo 56 anni è molto difficile cercare lavoro, Lei di Cagliari? no, di Quarto Sant'Elena. Quartus Sant'Elena. Ci ricordi nome, cognome ed età? Qui Bruno Massimiliano, 56 anni, Quarto Sant'Elena. Grazie. Un altro lavoratore, Salvatore Arippa. Noi abbiamo parlato con lei già più di una volta del dramma che c'è all'Hotel Panorama. Tante volte abbiamo già parlato. E i suoi colleghi dicono praticamente qualcuno lo acquisti a questo punto. Sì, è l'unico è quello. Ma adesso con quello che stanno facendo non credo che loro riusciranno a farlo acquistare. Ci dovrà pensare il tribunale. Però noi saremo fuori lo stesso il 13 per cessata attività. No, noi non possiamo più aspettare. Per cessata attività per forza ci devono licenziare. Se qualcuno acquisterà perché resterà un hotel ci dovranno riassumere, questo sì. Almeno questa è la vostra speranza. Questa è la nostra speranza, non sapremo quanto tempo ci vorrà, però dal 13 noi non avremo più la cassa integrazione, noi saremo a zero.
Si può dire che la vostra speranza da come ora è che qualcuno acquisti l'hotel? Certo, è sempre stata la nostra speranza che prima o poi qualcuno deve comprarsi l'hotel. Chi potrebbe? Un Chi vi auspicate? imprenditore, ci sono un sacco di imprenditori che vogliono investire soldi. Visto che se ne parla così tanto di aprire 3 hotel di lusso a Cagliari, ma un hotel del genere perché non lo dovrebbero acquistarlo? Messo così bene. Un imprenditore può essere chiunque, italiano o straniero, non fa differenza? Certamente, non c'è problema, l'importante è che qualcuno lo acquisti e non ci perderebbe perché è sempre lavorato questo hotel.